Tanti commenti negativi per l'inchiesta alla Corte dei Miracoli che ha visto indagato di spicco l'onorevole agrigentino Riccardo Gallo e altre 7 persone. Il deputato Gallo sarà sentito in procura a Caltanissetta il prossimo 11 giugno. Intanto la Regione nomina un commissario straordinario e il dirigente regionale Gianluigi Amico. Comizi finali stasera a Porta di Ponte per i 2 candidati a sindaco, Alongi e Sodano. Da domani silenzio elettorale, domenica e lunedì fino alle 15 urne aperte. L'Agenzia delle Entrate potenzia il servizio dei call center in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Anche il Comune di Favara aderisce alla rottamazione delle cartelle comunali. Sequestro di pesce tra Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento, operazione condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Guardia Costiera. Continuano le truffe del falso carabiniere ad Aragona. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 5 giugno. Sono tanti i commenti negativi che sono stati fatti da diversi esponenti della politica, dei sindacati, per quanto è successo ieri con l'inchiesta denominata la Corte dei Miracoli, che ha visto come indagato di punta il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo per la procura di Caltanissetta. Il CFPAS era diventato il feudo dell'onorevole Riccardo Gallo. L'interrogatorio è fissato per il prossimo 11 giugno al Tribunale di Caltanissetta. Il nostro approfondimento. Sono tanti commenti negativi che sono arrivati da parte di diversi esponenti della politica e del sindacato per quanto successo ieri con l'inchiesta denominata la Corte dei Miracoli, che ha visto come indagato di punta il deputato regionale di Forza Italia agrigentino Riccardo Gallo Afflitto. Il CFPAS infatti era diventato il feudo del parlamentare agrigentino di Forza Italia. Ne è convinta la procura di Caltanissetta, dopo quasi 3 anni di indagini con Trojan, pedinamenti e intercettazioni, ha chiesto l'arresto del deputato agrigentino di Forza Italia con l'accusa di corruzione. Un ente pubblico, il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, divenuto terreno fertile per mantenere, se non addirittura crescere consenso ed elettorato, come per i pubblici ministeri guidati dal procuratore Salvatore De Luca attraverso incarichi, nomine, favori. L'ipotesi della procura nissena è questa: il direttore Sanfilippo avrebbe aperto le porte dell'ente assecondando ogni desiderato dell'onorevole, in cambio del mantenimento della guida del CFPAS per altri 3 anni. Sull'inchiesta interviene Michele Catanzaro del Partito Democratico affermando: ormai abbiamo perso il conto degli esponenti di centrodestra finiti al centro delle indagini, ci saremmo aspettati un sussulto di dignità da parte del presidente Schifani, ma il suo attaccamento alla poltrona è sconfinato, è rimasto l'unico a non rendersi conto della gravità della situazione. Al dibattito interviene anche la CGIL di Agrigento, che esprime forte attenzione e preoccupazione per gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria, che secondo quanto riportato dagli organi di informazione coinvolge il CFPAS di Caltanissetta e anche l'ASP di Agrigento, dirigenti pubblici ed esponenti politici. Quando vicende di questa natura interessano settori strategici come la sanità e la formazione pubblica, dichiara Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, non si può ignorare il rischio che venga compromesso il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Per questo è indispensabile che venga fatta piena luce sui fatti e che ogni aspetto della vicenda venga chiarito nel più breve tempo possibile. Anche la parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina dichiara: anche oggi ci siamo svegliati con un nuovo terremoto giudiziario che coinvolge il CFPAS di Caltanissetta, per il quale sono state richieste 8 misure cautelari nei confronti del deputato regionale di Agrigento in carica Riccardo Gallo, del direttore del centro Roberto Sanfilippo e di alcuni dirigenti dell'ente nisseno e dell'attuale direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci. Da troppi anni, afferma Ida Carmina, il CFPAS è nell'occhio del ciclone per le pesantissime ingerenze della politica, in particolare di esponenti del centrodestra siciliano che avrebbero trasformato un'eccellenza della sanità regionale
nel proprio giardino di casa, snaturandone la missione istituzionale. Ritengo pertanto doveroso che sia revocato o sospeso l'incarico al direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, fino al pieno chiarimento della sua posizione. Annuncio fin da ora, afferma Carmina, la presentazione di un'interrogazione parlamentare per verificare la regolarità delle procedure relative ai bandi per appalti, al conferimento di incarichi o contratti di lavoro o altro su cui possa gravare il sospetto. Intanto si terrà il prossimo 11 giugno presso il Tribunale di Caltanissetta l'interrogatorio preventivo dell'onorevole Riccardo Gallo Affritto, per il quale la Procura di Siena ha chiesto il carcere con l'accusa di corruzione. E dopo quanto accaduto ieri al CEFPAS di Caltanissetta, il governatore Schifani ha nominato un commissario straordinario, Gianluigi Amico, dirigente della Regione Siciliana e attuale segretario della Giunta regionale. La nomina è stata approvata nel corso della seduta odierna dall'organo di governo. Amico resterà in carica fino alla ricostruzione degli organi di amministrazione dell'ente. Agrigento si prepara al ballottaggio delle elezioni amministrative, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. Si dovrà scegliere tra Dino Alonge e Michele Sodano. Questa sera i comizi finali, prima del silenzio elettorale. Il servizio. Agrigento si prepara al ballottaggio delle elezioni amministrative, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. I cittadini agrigentini dovranno scegliere tra Michele Sodano, sostenuto da Controcorrente, PD, Movimento 5 Stelle, e Gerlando Alonge, candidato del centrodestra, con le liste Noi con la Sicilia, Popolari, Autonomisti, MPA, Fratelli d'Italia, Forza Azzurra e UDC. Questa sera si terranno gli ultimi comizi, prima del silenzio elettorale. Il ballottaggio di Agrigento coinvolge una parte dei circa 1,1 milioni di elettori che in tutta Italia torneranno alle urne questo fine settimana. Sono 42 comuni italiani chiamati al secondo turno delle amministrative. Tra questi figurano 6 capoluoghi come Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti e la nostra Agrigento. Solo un ente conta pari o meno di 15.000 abitanti, tutti gli altri superano questa soglia demografica. Questa sera i 2 candidati a sindaco terranno gli ultimi appuntamenti pubblici prima del voto. Alle 20:30 a Porta di Ponte prenderà la parola Gerlando Alonge, successivamente alle ore 22 sarà la volta di Michele Sodano. Al termine dei comizi entrerà in vigore il silenzio elettorale, pertanto non sarà più consentita alcuna forma di propaganda fino alla chiusura dei seggi. I seggi apriranno domenica 7 giugno alle ore 7 e resteranno accessibili fino alle ore 23. Inoltre, lunedì 8 giugno si potrà votare dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio delle schede elettorali. A quel punto si scoprirà chi guiderà la città dei templi per i prossimi 5 anni. La sfida elettorale rappresenta un momento importante per Agrigento. Da un lato Michele Sodano, che si presenta con l'appoggio delle forze progressiste del Movimento 5 Stelle, dall'altro Gerlando Alonge conta sul sostegno del centrodestra. Entrambi i candidati hanno condotto una campagna elettorale intensa, incentrata su temi come sviluppo economico, turismo, decoro urbano e servizi ai cittadini. Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino ha nominato Claudio Clemenza nuovo assessore della giunta comunale. Clemenza non è un volto nuovo per l'amministrazione di Aragona, infatti vanta un'esperienza consolidata, maturata negli anni come consigliere comunale e assessore. La sua nomina rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra di governo della città. Il primo cittadino ha spiegato che la scelta nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente l'azione amministrativa con l'obiettivo di dare nuovo slancio alla macchina comunale in un momento decisivo per la crescita e lo sviluppo di Aragona. Il sindaco Pendolino ha dichiarato che davanti all'amministrazione ci sono sfide importanti, progetti strategici e opportunità che Aragona non può lasciarsi sfuggire. E in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, continua l'assistenza straordinaria dei call center da parte dell'Agenzia delle Entrate e Servizi. In vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, continua l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate.
Fino al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. Le prossime date da segnare in calendario sono quelle del 6, 13 e 20 giugno. Questo è il calendario dell'assistenza straordinaria. Nelle giornate di assistenza extra dalle 9 del 13, gli esperti dell'Agenzia delle Entrate offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi ai contribuenti. A disposizione ci sono due numeri, l'890 9696 per chi chiama da rete fissa, lo 06 97 61 7689 per chi chiama da cellulare. Il servizio è dedicato all'utenza non professionale, gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all'iniziativa, e al termine della chiamata sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell'assistenza ricevuta. Per la dichiarazione precompilata le informazioni utili sono state raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida della sezione l'Agenzia informa. Oltre alla clip già online che riepiloga le principali scadenze sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate e sugli altri social istituzionali, è disponibile un video che illustra le novità del 2026, ricordando le modalità per delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l'invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello redditi PF c'è tempo fino al prossimo 2 novembre 2026. Il Comune di Favara ha avviato l'iter per introdurre la definizione agevolata delle entrate comunali. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato la presentazione della delibera proposta dall'assessore ai tributi Sabrina Amato. I cittadini con pendenze fiscali nei confronti del Comune potranno così regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il tributo dovuto, senza le sanzioni e gli interessi. La misura riguarda la definizione agevolata dei tributi comunali, tra cui l'IMU, Tari, il canone unico patrimoniale, fino all'annualità d'imposta 2024. Il provvedimento quindi si inserisce nel quadro normativo definito dalla legge di bilancio, tuttavia la misura non opera in modo automatico su tutto il territorio nazionale, senza una delibera specifica del singolo ente. Il contribuente non può beneficiare di alcuna agevolazione. Favara in questo senso sceglie di attivarla entro la scadenza del 30 giugno 2026 prevista per i consigli comunali. Passiamo adesso alla cronaca. Controlli della filiera ittica. La Polizia di Stato e la Guardia Costiera effettuano un sequestro di pescato di provenienza illecita, sanzioni per migliaia di euro nelle zone portuali tra Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento di servizio. Nell'ambito delle attività finalizzate alla tutela della legalità nel settore della pesca e alla salvaguardia delle risorse marine, il personale della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto di Licata hanno effettuato un mirato servizio di controllo che non ancora concluso lungo il litorale compreso tra Licata e Agrigento, che riguarda anche esercizi commerciali operanti nel settore ittico. Nel corso dell'attività ispettiva sono state riscontrate irregolarità concernenti la commercializzazione e la tracciabilità dei prodotti ittici, con conseguente sequestro al momento di circa 40 kg di seppie risultate prive della documentazione prevista dalla normativa. Gli accertamenti hanno consentito di constatare diverse violazioni amministrative a carico dei responsabili, con l'elevazione di sanzioni per alcune migliaia di euro. Nella mattinata di ieri, nell'ambito dei servizi disposti, è stata anche sottoposta a controllo un'auto che transitava sulla strada statale 115, a bordo del quale, a seguito di ispezione congiunta con il personale della Guardia Costiera di Licata e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, è stata riscontrata la presenza di 37 kg di prodotti ittici, per la maggior parte seppie, non conforme alle norme nazionali e comunitarie vigenti sulla filiera della pesca.
Tutto il prodotto ittico sequestrato a seguito dell'ispezione da parte del veterinario dell'ASP di Agrigento è risultato privo di tracciabilità attestante la provenienza e veniva sottoposto a sequestro amministrativo. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto per contrastare la pesca illegale, il commercio di prodotti ittici non conformi, fenomeni che arrecano un grave pregiudizio all'ecosistema marino, contribuendo all'impoverimento dei fondali, determinando in alcuni casi la quale totale scomparsa di alcune specie marine. Tali condotte alterano inoltre il mercato e penalizzano gli operatori che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme. L'attività congiunta conferma il costante impegno delle istituzioni nella tutela del patrimonio ambientale e delle risorse del mare attraverso controlli mirati, volti a garantire il rispetto della normativa del settore e la sicurezza verso i consumatori. Analoghi servizi saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illecito nel comparto della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici. Ancora una truffa messa a segno nell'Agrigentino con la modalità del finto carabiniere. Questa volta al cadere nel raggiro è stata una signora di ultra 70 anni di Aragona. L'anziana è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere che le ha raccontato di presunti guai della figlia che rischiava di essere arrestata da un momento all'altro. Il truffatore ha invitato così la pensionata a consegnargli soldi e oggetti preziosi per evitare che la congiunta finisse in carcere. La donna poco dopo ha consegnato 1.000 euro in contanti e numerosi oggetti d'oro a un malvivente che si è presentato davanti la sua porta di casa. Soltanto in un secondo momento la signora ha capito di essere stata raggirata, quindi le indagini dei veri carabinieri per risalire ai balordi. E la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione del muratore Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie, originaria di Aragona, Antonella Salamone, di cui bruciò il corpo, e i due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 6 anni, dopo averli torturati in servizio. La Procura di Termini Imerese ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione del muratore Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie originaria di Aragona, Antonella Salamone, di cui bruciò il corpo, e i due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 6 anni, dopo averli torturati. La condanna all'ergastolo è stata chiesta invece per i due complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Per la Procura di Termini Imerese Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto ai due coimputati. La strage avvenne nel febbraio 2024 nella villetta della famiglia Barreca ad Altavilla Milice, in provincia di Palermo. L'uomo, fanatico religioso, secondo l'accusa, avrebbe sterminato la famiglia, lasciando in vita solo la figlia maggiorenne, in preda a crisi mistiche che lo avrebbero convinto della presenza del demonio nelle vittime e nella casa. Al termine della requisitoria sono cominciate le arringhe dei difensori. L'udienza è stata rinviata al prossimo 10 giugno. La figlia di Barreca, Miriam, all'epoca dei fatti minorenne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado per concorso nella strage. La sentenza è stata ribaltata in appello. La ragazza è stata assolta in quanto dichiarata incapace di intendere e di volere. L'azienda sanitaria di Agrigento ricerca immobili da assumere in locazione per garantire la funzionalità del servizio di guardia medica turistica nei centri balneari di San Leone, zona Lidi, in provincia di Agrigento, Eraclea Minoa, nel comune di Cattolica Eraclea, Bovo Marina, nel comune di Montallegro, Morlarella, nel comune di Licata, Marina di Palma, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, zona Lidi. Presso le località l'ASP non dispone di immobili di proprietà, da qui l'esigenza di prendere in affitto immobili idonei alle diverse finalità aziendali.
per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre prossimo. Il Servizio Economico e Finanziario dell'ASP ha indetto una procedura a evidenza pubblica per il reperimento di ambienti atti a ospitare servizi. Gli interessati potranno consultare l'avviso integrale contenente le specifiche tecniche nella sezione Amministrazione trasparente del sito aspag.it. La pasta siciliana guarda ai mercati internazionali puntando sulla qualità del grano duro locale, sulla sostenibilità delle filiere e sul valore della dieta mediterranea. Villa Eroldi a Palermo, produttori, istituzioni ed esperti del settore si sono confrontati sulle opportunità e sulle sfide dei nuovi scenari mondiali per una delle eccellenze agroalimentari dell'isola. I colleghi di Palermo. Assessore, quanto può incidere questo settore nella occupazione economica siciliana? Ma può incidere molto. Quando parliamo di grano duro fino alla realizzazione della pasta parliamo di filiere importanti che vanno sicuramente a investire diversi settori economici importanti e che, come dire, noi puntiamo a sostenere e a supportare da quando abbiamo organizzato e autorizzato il distretto dei cereali che sta guidando alla perfezione il dottor Giuseppe Russo attraverso iniziative, attraverso momenti di confronto importanti come questo che indubbiamente possono andare a sostenere, possono andare anche a portare avanti alcune idee che noi poi dobbiamo portare all'interno delle istituzioni. Ecco, le promozioni delle eccellenze siciliane può diventare un volano per la crescita della Sicilia? Sì, può essere un volano importante, soprattutto quando si parla di identificazione di un prodotto, per cui dobbiamo lavorare su questo per dare un brand e dare un'identificazione al prodotto siciliano che sicuramente è tra i migliori, se non il migliore all'interno del mercato. Quali strumenti possono mettere in campo le istituzioni per sostenere la filiera della pasta siciliana? Innanzitutto il progetto della DOP, della pasta siciliana, una denominazione di origine che lega il grano alla pasta, è sicuramente uno strumento di politica e valorizzazione della qualità, come è accaduto già con l'OLGP, con i vini DOC, ma con tutte le altre denominazioni di origine di Sicilia. Anche la pasta, nel momento in cui sarà riconosciuto che l'iter per ora è in fase istruttoria al Ministero e poi andrà all'Unione Europea, sarà sicuramente il modo migliore per valorizzare pasta e grano duro siciliano. Siamo qui a Villa Eroldi oggi per celebrare la seconda edizione delle giornate della pasta siciliana. Noi utilizzeremo la pasta come trend leader per riorganizzare, riproporre in qualche modo delle filiere chiuse ad alto contenuto di valore tradizionale, salutistico, che in qualche modo trovano nella pasta il prodotto da raccontare, da raccontare meglio ai consumatori, soprattutto quelli locali, ma poi anche nei percorsi di internazionalizzazione. La pasta è l'attore principale, l'attore protagonista della dieta mediterranea e noi siciliani dobbiamo necessariamente riappropriarci in qualche modo del valore che ha questo prodotto, perché fondamentalmente è stata inventata qui in Sicilia. Nel 1100 il geografo arabo Idrisi, lo ricordiamo sempre, ha descritto la prima pasta secca della storia, ma lo raccontiamo per un motivo, perché nel 1100 Idrisi stesso racconta che la pasta siciliana poi da Altrabia veniva commercializzata in giro per il Mediterraneo attraverso delle navi che viaggiavano e quindi facevano già un percorso di internazionalizzazione. In Sicilia il grano cresce in un clima assolutamente favorevole, dove non viene attaccato neanche da sostanze, comunque da muffe che in qualche modo possono incrinare oppure possono richiedere anche interventi chimici per poter contenere queste infestazioni. No, in Sicilia il grano cresce nel clima giusto. E sul problema dell'autotrasporto in Italia sarà difficile trovare autisti, in Sicilia il conto sarà più salato. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Un allarme che arriva dal mondo dell'autotrasporto e riguarda da vicino anche la Sicilia. Nei prossimi 5 anni in Italia andranno in pensione oltre 86.000 conducenti professionali, pari al 28% dell'attuale forza lavoro, una vera e propria emorragia di personale che rischia di mettere in crisi l'intera catena logistica nazionale, proprio mentre le imprese faticano già oggi a trovare nuovi autisti. Per la Sicilia il problema assume contorni ancora più preoccupanti.
L'isola infatti dipende in larga misura dal trasporto su gomma per garantire l'approvvigionamento di beni alimentari, prodotti industriali e materie prime. A differenza di altre regioni italiane, deve inoltre affrontare i costi aggiuntivi legati all'insularità e ai collegamenti marittimi con il resto del paese. Secondo i dati emersi dal rapporto 100 numeri per capire l'autotrasporto, realizzato da Federtrasporti e dalla redazione di Uomini e Trasporti, il settore vive una crisi strutturale, dovuta soprattutto al mancato ricambio generazionale. L'età media degli autisti italiani ha ormai raggiunto i 50 anni, 3 in più rispetto alla media europea. Nel frattempo, migliaia di conducenti hanno già abbandonato la professione negli ultimi anni e i giovani che scelgono di intraprendere questo mestiere sono troppo pochi per compensare le uscite. Nella Trinacria la situazione è resa ancora più delicata dalla presenza di numerose piccole imprese familiari e di tanti padroncini, figure storicamente centrali nel trasporto merci dell'isola. Negli ultimi 10 anni, però, migliaia di ditte individuali hanno cessato l'attività, schiacciate dall'aumento dei costi operativi, dal caro carburanti e dalla difficoltà di trovare personale qualificato. Le conseguenze potrebbero essere pesanti per l'intera economia siciliana. Pensiamo al comparto agroalimentare, uno dei motori dell'export regionale. La produzione ortofrutticole delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Trapani dipendono quotidianamente dai camion refrigerati per raggiungere i mercati italiani e europei. Una riduzione della disponibilità di autisti potrebbe provocare ritardi nelle consegne, aumento dei costi logistici e perdita di competitività per le imprese agricole. Particolarmente strategici sono i collegamenti tra i principali porti siciliani, Palermo, Messina e Catania, e il continente. Ogni rallentamento nei trasporti si traduce immediatamente in maggiori costi per le aziende e in possibili ripercussioni sui prezzi finali dei prodotti. Non a caso le associazioni di categoria continuano a denunciare l'impatto dei rincari energetici e delle nuove spese che gravano sul trasporto marittimo, e ne sono testimoni vari scioperi in tutta Italia. Ma perché sempre meno persone scelgono di diventare autotrasportatori? La risposta non riguarda soltanto gli stipendi. Oltre il 90% dei conducenti segnala problemi legati alle aree di sosta, spesso insicure, ai tempi di consegna sempre più stressanti, alle lunghe attese nei centri logistici, alla continua lontananza dalla famiglia, condizioni che rendono la professione poco attrattiva per le nuove generazioni. A pesare anche il costo di accesso alla professione. Per ottenere la patente C e la carta di qualificazione del conducente CQC possono essere necessari oltre 4.000 euro, una cifra importante per molti giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Per questo il settore, come apprendiamo da cronache regionali e nazionali, chiede incentivi più consistenti e procedure più snelle per la formazione dei nuovi autisti. Le associazioni italiane del trasporto hanno già lanciato una piattaforma dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e propongono una serie di interventi, corsi teorici a distanza, percorsi di abilitazione più rapidi e sostegni economici per conseguimento delle patenti professionali. Anche la tecnologia potrebbe dare una mano, ma non nel breve periodo. La guida completamente autonoma dei mezzi pesanti è ancora lontana dall'essere una realtà sulle strade europee. Oggi i camion più moderni dispongono soltanto di sistemi di assistenza alla guida che aiutano il conducente nelle operazioni quotidiane, senza sostituirlo. La Sicilia, dunque, si trova davanti a una sfida cruciale. Senza un piano concreto per attrarre nuovi conducenti e sostenere le imprese del settore, il rischio è quello di vedere aumentare ulteriormente i costi della logistica e rallentare la circolazione delle merci. Un problema che non riguarda soltanto gli autotrasportatori, ma l'intera economia dell'isola, dalle aziende agricole ai supermercati, fino ai consumatori finali. Per questo la crisi degli autisti, che riguarda anche altri settori come per esempio quello dei pullman, non può più essere considerata una questione di categoria. È una vera emergenza economica e sociale che richiede risposte rapide e strutturali, soprattutto in una regione come la nostra, dove il trasporto su gomma rappresenta ancora la principale arteria che collega produzione, commercio e sviluppo. Linea alla regia per la pubblicità. Quasi 6 milioni di euro dell'assessorato regionale territorio e ambiente per il potenziamento delle attività di prevenzione e sorveglianza antincendio nelle aree protette della regione siciliana. Si tratta di fondi che si sono resi disponibili dopo il via libera della giunta regionale grazie a una riprogrammazione della spesa dei fondi europei del POC Sicilia
14-20. I fondi saranno destinati a interventi mirati che comprendono la manutenzione dei viali parafuoco, la pulizia dei sottoboschi, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e videosorveglianza, oltre al supporto per gli enti gestori delle aree protette. Con l'approvazione di un'altra proposta di delibera, la Giunta ha consentito la riprogrammazione di 2,7 milioni di euro di fondi del POC Sicilia 14-20 del Dipartimento regionale della Protezione Civile. Sono stati destinati al finanziamento di 19 interventi della graduatoria Restore, già a valere sui fondi FESR 21-27 per la messa in sicurezza e l'aumento della resilienza dei territori a rischio o colpiti da eventi calamitosi. Save the Dead, oggi 5 giugno al Tempio, 26 istituti della Sicilia occidentale per Segesta in musica. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. La cornice c'è chi la chiama location, io la odio questa parola location. È una cornice prestigiosa perché è il Tempio di Segista con tutte le sue connotazioni storiche. E come la presentiamo? Come un evento eccezionale perché non è il solito concerto di fine anno che ogni singola scuola si gestisce e si organizza da sola, è qualcosa che va oltre, una costruzione di territorialità, è una costruzione di competenze che vengono messe in gioco contemporaneamente da più scuole, da più paesi, dove sono formate delle nuove orchestre per l'occasione. Cosa voglio dire? In tutti i paesi esistono le scuole a indirizzo musicale e ogni scuola ha la sua orchestra interna. Abbiamo creato, prendendo degli elementi di ogni orchestra, un'orchestra della città. Non è l'orchestra dell'istituto X, no, è l'orchestra composta dagli strumentisti di varie scuole che compongono l'orchestra della città di Trapani, di Erice, di Campobello, di Mazzara, di Terrasini, di Alcamo, di Castellammare e così via. I ragazzi sono tutti bravi, tutti, nessuno escluso, tutti studiano durante l'intero anno scolastico per dare il meglio di sé, però lo fanno sempre con la zona comfort, sempre nella loro scuola, sempre con i loro stessi compagni, sempre con gli stessi spettatori. Qui adesso invece si amplia la platea, è un evento quindi provinciale e non solo, e soprattutto io sono bravo e metto la mia bravura in un'orchestra dove ci sono altri altrettanto bravi. Un evento un po' particolare, è più il piacere di condividere, di creare un momento in cui tutti siamo parte di una grande struttura, senza parcellizzazione del soggettivismo. Siamo una comunità, se siamo una comunità dobbiamo metterci in gioco assieme agli altri della comunità, perché se io so fare una cosa e la metto in gioco e un altro sa fare un'altra cosa e la mette in gioco, vuol dire che siamo una grandissima squadra e se ognuno fa qualcosa di bello la squadra vince. L'architetto Biondo ci ha aperto le porte, noi abbiamo una storica collaborazione col parco sia con il liceo Almayer che con l'istituto tecnico Caruso. Viviamo le nostre radici storiche attraverso lo studio degli elimi, attraverso la conoscenza di quello che è stato il parco archeologico all'origine. Partiamo dagli elimi per arrivare a quello che siamo oggi. La cultura che noi abbiamo nasce proprio da queste radici. Questo progetto è stato anche patrocinato dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione e alla formazione, dall'assessore onorevole Turano, che crede che attraverso il linguaggio musicale si creano ponti con altre popolazioni, con altre persone, le altre sponde del Mediterraneo o con il resto del mondo.
note e musiche particolarissime, perché infatti sono le colonne sonore dei migliori film tra le colonne doriche del Tempio. Questo è il sottotitolo del progetto. L'ingresso è gratuito, tutti possono venire, cominciamo puntualissimi alle ore 18 e sarà per noi un piacere fornire ai nostri spettatori un momento in cui assaporare la musica fatta bene dal vivo da quelli che sono il nostro futuro, cioè i nostri ragazzi. Dobbiamo chiudere ringraziando tutti quelli che ci hanno patrocinato, l'assessorato alla pubblica istruzione e alla formazione della regione siciliana, il comune di Castellammare del Golfo, il comune di Alcamo, il comune di Calatafimi Segesta, la banca Dorrizzo. Hanno creduto in questo progetto trasversale, confido che sarà così bello da poterlo ripetere negli anni. Ce ne andremo pomeriggio di domani con quale consapevolezza a casa? Ce ne andremo ingentiliti, perché avremo scoperto che attraverso l'uso del linguaggio musicale si calmano gli animi, si diventa fautori di pace, si diventa condivisori di bellezza e soprattutto alimentiamo la speranza che qualcosa di bello c'è. E se i nostri giovani continuano a studiare e fanno anche dei sacrifici, le famiglie fanno dei sacrifici per consentire ai nostri figli di studiare, ma in qualsiasi percorso essi facciano, è perché noi crediamo e siamo positivi e crediamo che il futuro possa avere un esito migliore di quello che in questo momento magari vediamo all'orizzonte. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Viro Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.